Economia circolare. Le previsioni di studiosi, spesso purtroppo inascoltati, da qualche decennio la definiscono una necessità, perché consumiamo una quantità di materie prime largamente superiore a quella che il pianeta è in grado di rigenerare. Nel contempo può essere anche un'opportunità per le imprese che vogliono essere più competitive. Confartigianato ha quindi intensificato gli appuntamenti dedicati all'economia circolare, invitando gli imprenditori a riflettere su possibilità e soluzioni innovative. Al centro dell'attenzione, l'acqua. L'acqua nelle sue molteplici utilizzazioni è a tutto tondo all'interno delle moderne tecnologie, è utilizzata sempre di più anche all'interno delle macchine utensili ed è uno strumento anche di lavoro, per cui il Confartigianato Veneto si occupa di acqua come si è occupata di economia circolare riguardante i rifiuti e riguardante l'energia, oltre che come momento di business anche come soggetto economico che propone utilizzi diversi anche all'interno dell'azienda di tutte le procedure, comprese dove c'è l'acqua all'interno, proprio per poter preservare l'ecosistema nel quale viviamo. I cambiamenti climatici e in particolare le prolungate e ripetute siccità impongono di ripensare la gestione della risorsa idrica. Situazioni molto pesanti si registrano in tutto il pianeta: Africa, Medio Oriente, Sud America, India, Cina, Stati Uniti, Oceania, Europa. E non occorre andare lontano. Qui da noi, in Italia, in questo periodo, è stato registrato il 70% in meno di precipitazioni rispetto alla media stagionale, con fiumi e laghi in stato di sofferenza. Segnali da non trascurare? Ermete Realacci, per molti anni alla guida di Legambiente, è oggi presidente di Simbola, la fondazione per le qualità italiane a cui aderisce anche la Confartigianato. Sicuramente qualcosa sta cambiando, penso che l'abbiano capito in molti, anche di fronte ai 14 milioni di alberi abbattuti dalla tempesta Vaia, una tempesta la cui violenza non si ricordava a memoria d'uomo, quindi c'è un problema di diminuzione delle precipitazioni, di precipitazioni più violente, un problema in altre parti del mondo di siccità che spingono anche centinaia di migliaia di persone ad emigrare. È un pericolo da fronteggiare, ma è anche un'occasione per cambiare economia. Io condivido molto l'impostazione di questo appuntamento di Confartigianato, perché parla di un'occasione per rendere più competitiva la nostra economia, perché quello che si vede, poi l'Italia è un paese che ha anche dei cromosomi particolari, che le imprese che nel corso di questi anni hanno investito in ambiente, si sono mosse verso la green economy, in Veneto sono 35.000 queste imprese, sono quelle che innovano di più, esportano di più, producono più lavoro, e questo vale in tutti i campi, in tutti i settori. Tariffe dell'acqua mediamente raddoppiate in Italia negli ultimi 10 anni, 40% di aumento tra il 2012 e il 2018. Basterà questo per portare le persone ad evitare gli sprechi e ad accrescere la sensibilità verso l'economia circolare? Per Realacci serve anche altro. Una buona amministrazione e una partecipazione dei cittadini. In questo l'Italia ha molte facce. Milano è, assieme a Vienna, la città europea sopra il 1 milione di abitanti che ha la raccolta differenziata più alta. In Sicilia abbiamo dei livelli ancora bassissimi. La sfida della green economy, la sfida dell'economia circolare si vince quando società, imprese e politica viaggiano assieme. Spesso la politica è indietro. Ospite di questo evento, organizzato con la collaborazione di Argav, l'Associazione dei giornalisti agroambientali del Veneto, Andrea Rubini, direttore operativo della piattaforma tecnologica europea per l'acqua, collegato in videoconferenza. Ecco un significativo frammento del suo intervento. Si possono vedere 3 sfere, una molto grande che rappresenta tutta l'acqua disponibile sul pianeta rispetto alla dimensione del pianeta, una molto più piccola che è a fianco e che rappresenta tutta la disponibilità di acqua dolce nel pianeta, inclusa quella che non è facilmente o è molto difficilmente sfruttabile. E poi al di sotto di quella sfera, quella media, diciamo, ce n'è una molto piccola, è un puntino azzurro, quella è tutta l'acqua di cui abbiamo disponibilità immediata, questo rispetto alla dimensione del pianeta. Quindi, come vedete, ne abbiamo veramente poca. Più che mai necessario è che anche il sistema economico rifletta quindi sull'utilizzo dell'acqua.
Il volume di risorse idriche complessivamente impiegate in Italia dalle imprese manifatturiere, dati al 2012, ammonta a 5,2 miliardi di metri cubi, il 21% del totale, e sono necessari in media 8 litri e mezzo di acqua per ciascun euro di produzione realizzata. E poi ci sono purtroppo le vecchie criticità da superare, come la dispersione dell'acqua. Un problema anche veneto, dove le perdite, dato 2015, ammontano al 37,8%. Inevitabile, vista la contaminazione verificatasi nel Vicentino, il richiamo ai PFAS. Servono attività di prevenzione e pianificazione dell'uso del territorio, anche per evitare insediamenti produttivi, a maggior ragione se pericolosi, a ridosso delle falde. Questo, in sintesi, il pensiero di Nicola Dell'Acqua, direttore in Regione dell'area tutela e sviluppo del territorio, il quale si è soffermato anche sulle azioni che verranno attuate a fronte della devastazione patita dalla montagna veneta l'anno scorso. Ci sarà 1 miliardo da spendere in 3 anni per quello che sono stati gli eventi avvenuti a ottobre-novembre. Questo sarà un momento di rilancio per tutto l'assetto idraulico del territorio. Dobbiamo con questo piano Marshall, che il Presidente Zaia ha fortemente voluto, cercare di aumentare la resilienza del nostro territorio. Dobbiamo aumentare la resistenza che ha il nostro territorio davanti a certi eventi. Sostenibilità, efficienza, riduzione dei costi. Tutti fattori che aiutano ad essere più competitivi. Obiettivi, ha detto il presidente di Confartigianato Veneto Agostino Bonomo, che potranno essere colti da chi farà dell'economia circolare un'opportunità, come dimostrano i casi documentati da Paolo Montalbetti della ricotteria Aelda, che oltre ad un impianto di cogenerazione che abbatte i consumi di energia, ha un sistema all'avanguardia capace di restituire alla natura l'acqua così come è stata prelevata. E poi da Cosimo Calciano di Revotri, che ha sviluppato una piattaforma hardware e software per l'agricoltura che consente di ottimizzare i consumi idrici attraverso un monitoraggio continuo dello stato dei terreni. E ancora da Marco Attisani di Whately, che ha prodotto un sistema in grado di purificare l'acqua da qualsiasi fonte di contaminazione, chimica, fisica e batteriologica. Belle storie da prendere ad esempio, imprese capaci di coniugare con successo ambiente e business.